104 catture eseguite nella mattinata, la Polizia di Stato ha disarticolato una pericolosissima cosca di 'ndrangheta, la cosca che nasce nella realtà di Gioia Tauro e che si ha esteso i suoi tentacoli sull'intero territorio nazionale. 3 procure della Repubblica hanno svolto attività che hanno portato alla individuazione di responsabili di diversi reati che vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso al concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, al riciclaggio, all'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, al commercio di stupefacenti nella fattispecie della cocaina, a reati fiscali, a interposizione fittizia di beni, a estorsione e altri reati connaturati all'attività dell'organizzazione. Abbiamo operato in diversi territori nazionali, dal nord Italia con la Procura di Milano, al centro Italia con la Procura di Firenze e al sud Italia con la Procura di Reggio Calabria. Abbiamo operato il sequestro di ben 1070 kg di cocaina. Si tratta di un'organizzazione importante che aveva addentellati anche all'estero, lavorava con cartelli importatori di stupefacente dal Sud America che avevano sede in Spagna. Alcuni dei provvedimenti sono stati eseguiti in Portogallo, sono stati eseguiti in Polonia e in Svizzera. Ci sono delle attività svolte in collaborazione con la polizia, con polizia estera, in particolare con la polizia svizzera. È un'operazione che ha disarticolato una cosca che ormai aveva, come dire, operato in diversi settori anche economici, 3 milioni e mezzo di patrimonio, diciamo, per i beni sequestrati nel corso dell'operazione, e aveva, come dire, sottoposto l'intera nazione a una sorta di agire mafioso che era ormai uguale sia nel territorio in cui il fenomeno è endemico che negli altri territori. Quindi l'agire mafioso della cosca colpita, che è la cosca della Piana di Gioia Tauro, è un agire mafioso che si manifesta nella stessa identica maniera in diverse parti del territorio nazionale.